Eccoci, buongiorno, benvenuti a questo nostro focus, l'approfondimento quotidiano della nostra redazione. Oggi ci occupiamo di ASACOM, che sono gli assistenti all'autonomia e alla comunicazione. Chi sono? Sono le persone che stanno vicino agli studenti disabili all'interno delle scuole e che soprattutto svolgono un ruolo importantissimo, non confonderli con gli insegnanti di sostegno. Il loro ruolo è ben definito e oggi protestano. C'è una protesta nazionale indetta dall'Unione dei Sindacati di Base a livello appunto nazionale, dicevo, ma in Sicilia ad Agrigento, ma non soltanto questo. Da tempo sindacati, associazioni, anche genitori si battono per avere l'accesso al diritto allo studio per i loro figli, perché lo studio è qualcosa di importante che deve essere garantito a tutti. E oggi proprio vogliamo approfondire questo argomento. Lo facciamo con Maurizio Attanasio, che è segretario provinciale di Catania della CISL, grazie, perché i confederali, nello specifico la CISL, da tempo appunto si batte perché ci sia trasparenza e ora entreremo anche nel dettaglio per capire quali sono anche i nodi dolenti. Intanto io vi proporrei di partire da quello che è accaduto oggi ad Agrigento nel servizio del nostro corrispondente Davide Sardo. Sentiamo. La voce degli ASACOM si alza forte da Agrigento. Assistenti all'autonomia e alla comunicazione di tutta la provincia hanno partecipato allo sciopero nazionale promosso dall'USB e dall'associazione MISAC per chiedere più tutele e continuità lavorativa. Il presidio davanti alla prefettura in piazzale Aldo Moro ha riunito decine di operatori che ogni giorno affiancano studenti con una disabilità nelle scuole e nei servizi sociali. Al centro della protesta il precariato, i contratti atipici, le retribuzioni insufficienti e lo stop al lavoro nei mesi estivi. Non veniamo pagati se la scuola è chiusa, se il bambino è assente non abbiamo nessuna tutela, quindi dobbiamo sperare ogni mese di avere una copertura totale e di sperare a uno stipendio degno. Tra le richieste anche la gestione diretta dei servizi ed il riconoscimento professionale della categoria. Una delegazione ha incontrato il prefetto consegnando un documento con tutte le richieste del settore. Io sono uno psicologo di formazione e lavoro come ASACOM e lo faccio molto volentieri, però è normale che vada cercando altre occasioni di lavoro se non sono stabilizzato. Se fossi stabilizzato probabilmente non cercherei altre occasioni di lavoro e questo garantirebbe ancora di più continuità di intervento all'utente che io seguo e agli utenti che potrò seguire in futuro. Noi genitori chiediamo l'internalizzazione di questa figura fondamentale che ha il controllo educativo ed emotivo dei nostri figli e che purtroppo è penalizzata e quindi anche i nostri figli giustamente vengono penalizzati allo stesso modo. Gli ASACOM chiedono adesso risposte concrete e maggiori garanzie per il futuro del loro lavoro. Insomma, quante volte se l'è sentito dire maggiori garanzie per il futuro del lavoro? Insomma, come sindacato questa è una cosa ricorrente. Ricordiamo semplicemente che sono 6.665 attualmente in Sicilia, solo in Sicilia gli alunni, gli studenti, i ragazzi che vengono assistiti da questo personale specializzato. Qual è la situazione? Noi a Catania abbiamo circa 2.000 lavoratrici, lavoratori nel settore. E Catania da questo punto di vista si muove un po' a macchia di leopardo perché questo servizio innanzitutto è delegato dai comuni a soggetti terzi, quindi sono la maggior parte cooperative. Le associazioni non lo potrebbero fare, certo. Sono cooperative che utilizzano dovrebbero utilizzare contratti collettivi nazionali. E tutto questo molto spesso è regolamentato. Ad esempio, il Comune di Catania è dotato di un regolamento comunale proprio sull'ASACOM, l'abbiamo proposto proprio noi qualche anno fa. Città metropolitana è dotata di un regolamento perché la regione siciliana si dotò di un regolamento ASACOM. E poi l'applicazione è quella che viene meno, perché nell'applicazione c'è una giungla, contratti pirata, contratti sospesi, cioè persone assunte a tempo indeterminato che poi alla fine dell'anno scolastico vengono arbitrariamente sospesi, persone che vengono inquadrate con livelli diversi, certo, persone che vengono inquadrate solo per alcuni giorni del mese e poi c'è quello che un po' abbiamo sentito nel servizio che riguarda la questione dell'assenza dell'alunno. A Catania ad esempio è diverso un po' rispetto ad altri territori.
c'è la possibilità di 3 giorni, entro 3 giorni, di poterli compensare, ed è una decorrelation che viene, come dire, forse artatamente voluta, perché in questo contesto c'è di tutto e di più, dalla sorta di caporalato organizzato a poi anche uno scambio della rappresentanza, purtroppo, della politica. Quindi insomma sono cose belle toste che da affrontare. Esatto. Intanto do la benvenuta a Giuseppina Lobrutto, che è del direttivo del MISAC. Ecco, grazie per essere con noi. L'abbiamo già visto un pezzettino del suo intervento oggi durante appunto questa manifestazione che avete fatto davanti alla prefettura di Agrigento. Chiedo a lei, intanto, per far capire anche a chi ci ascolta, il ruolo dell'ASACOM, cioè il vostro ruolo, quanto è importante e soprattutto poi quanto è, come dire, cioè garantisce veramente il diritto allo studio per chi ha una disabilità? Sì, diciamo che è fondamentale, è preziosissimo il nostro ruolo. Noi siamo formati per garantire supporto a questi ragazzini e far sì che l'inclusione esista davvero all'interno delle scuole. Siamo specializzati sulla disabilità, creiamo comunicazione, diamo autonomia a tutti quei ragazzi che hanno delle difficoltà psichiche, sensoriali, intervenendo tramite l'IS, linguaggio italiano dei segni, Braille, comunicazione aumentativa alternativa. Tutto quello che possiamo mettere in pratica per far sì che le barriere architettoniche all'interno della scuola vengano abbattute e che questi ragazzi possano sentirsi veramente inclusi all'interno della scuola stessa. Certo. Come interagite poi con le altre figure professionali? Parlo appunto degli insegnanti di sostegno o l'insegnante proprio quello, insomma, di ruolo, insomma, che tiene la classe, poi che di fatto segue la didattica. Ecco, un elemento critico sul nostro servizio di assistenza è proprio il mancato riconoscimento dalla scuola. Pur lavorando in classe, l'ASACOM e gli educatori scolastici e chi comunque svolge la funzione di assistente all'autonomia e comunicazione, non essendo internalizzato all'interno del MIM, sono considerati degli ospiti esterni, quindi subendo discriminazione sia economiche che giuridiche rispetto ai docenti di sostegno. Non è facile avere un nostro ruolo all'interno della scuola. Ho capito, e questo è insomma un grosso problema, Atanasio, perché voglio dire è importante anche quello che sta dicendo. Sì, certo, noi da 8 anni su questo tema siamo stati in prima linea, forse siamo l'organizzazione maggiormente rappresentativa, abbiamo persino portato qualche anno fa un disegno di legge che poi è stato modificato e stravolto, e c'è la legge che prevede l'assorbimento di queste persone all'interno degli enti locali, cioè sostanzialmente li dovrebbero assumere i comuni. Sarebbe un errore, perché se si tratta di scuola e di università probabilmente l'assunzione non la dovrebbe fare l'amministrazione comunale, ma la dovrebbero fare altre istituzioni. Questo tema del non riconoscimento noi l'abbiamo combattuto, perché il CLO, che è quel sistema interno alla scuola, addirittura prima non prevedeva la partecipazione di questa figura, che invece l'articolo 14 della 328, che è la legge madre delle politiche sociali, prevede proprio che per il progetto personalizzato per i ragazzi disabili la figura dell'ASACOM sia determinante, perché l'accompagna nel ciclo evolutivo, diciamo, e quindi l'accompagna in una comunicazione e in un apprendimento diverso. Ha ragione chi parlava quando dice che l'ASACOM è esperto in materie che magari sono diverse da quelle che insegna, le competenze e dell'insegnante di sostegno. Addirittura in qualche caso si chiedeva, è prevista la compresenza, perché è obbligatoria la compresenza, in qualche caso sappiamo che in qualche scuola la compresenza non c'è, addirittura l'ASACOM sostituisce la carenza
dell'insegnante di sostegno. Quindi fa Questo è doppio grave, ruolo, esatto, doppio fa ruolo. doppio lavoro. E a lei risulta, Giuseppina Lobrutto, che accade questo? Sì, siamo trattati da tappabuchi. Noi veniamo utilizzati per tappare proprio da tappabuchi. Diciamo che questo disegno di legge che è alla Camera ora, il testo di internalizzazione che viene esaminato ora alla Camera, è considerato un paradosso. Cioè prevede l'inquadramento nei ruoli comunali regionali e non al MIM, come ha sottolineato, ma non stanzia nemmeno dei fondi da dedicare, non prevede dei fondi in più come garanzia da dare agli enti territoriali per far sì che avvenga effettivamente questa statalizzazione. Cosa prevedo e cosa succederà in futuro? Che ci saranno comuni con dei bilanci virtuosi che potranno statalizzare questo servizio, altri comuni no, quindi non cambierà niente. Dovranno comunque continuare a esternalizzare questo servizio. Certo, e voleva dicevo aggiungere... questo, che hanno messo una pezza al buco, e la pezza più brutta del buco. Perché? Perché non hanno fatto i conti con i comuni che sono in dissesto e in predissesto. Certo. E noi in Sicilia abbiamo l'83% dei comuni in predissesto e non può assumere figure diverse. Quindi non è semplicemente un problema di risorsa finanziaria, anche perché ricordo a me stesso che sulla disabilità le risorse sono tantissime, spese malissimo, e sono tantissime. E però non è tanto il tema della risorsa, ma è semmai il tema della funzionalità, perché l'ente locale sì, può averlo, includerlo, ma con quale meccanismo? Perché non è manco da dipendente, dovrebbe essere una sorta di consorzio o qualcosa di particolare, quindi non è una soluzione. Certo, e invece il disegno originario prevedeva proprio l'internalizzazione attraverso il MIM, quindi attraverso il Ministero della Pubblica Istruzione e del Sapere, quindi avrebbe accoppiato e riconosciuto ufficialmente questa figura, accoppiandola a quella dell'insegnante di sostegno. Cosa che non è avvenuta a Giuseppina Lobrutto, anzi No. questa situazione si aggraverebbe sempre di più. Ma le chiedo a questo punto, oggi c'è stata appunto questa protesta a livello nazionale, l'Unione dei Sindacati di Base, voi avete aderito come MISAC, quindi come questo movimento che da sempre si occupa di queste problematiche. È in corso proprio aggiorno anche a chi ci ascolta, perché una vostra rappresentante è stata a Roma, Liviana Fiorentino, ha avuto un incontro proprio all'interno con il Ministero del Lavoro e ci ha anche mandato un messaggio nel quale appunto si diceva che ovviamente tutte le istanze degli ASACOM erano state presentate, ma una forte richiesta è stata quella, ed è stata accettata, di comunque istituire un tavolo al quale sedersi con tutte le associazioni, tutti i sindacati, insomma nel tentativo di trovare delle soluzioni, insomma è un minimo di apertura. Non si è fatto ancora nulla perché poi l'iter legislativo, sappiamo al Senato che ha avuto tutte queste modifiche, sono avvenute proprio al Senato, quindi voglio dire, però restare a mantenere accesa l'attenzione ai fari, soprattutto all'interno del Ministero, mi sembra un passo. Lei come lo giudica? Aspetta, come lo giudica Giuseppina Lobrutto questo passaggio? Diciamo che è stata fortemente voluta dall'associazione MISAC nazionale. L'unico sindacato che ha risposto e che ci ha affiancato per questa mobilizzazione è stato l'USB, il sindacato di base, che ha avviato questa mobilizzazione contro le condizioni di forte precarietà nel settore. Infatti noi contestiamo in particolare i livelli essenziali delle prestazioni anche in LEP proposti dal governo, cioè, giudicati insufficienti perché il LEP che cosa sarebbe? Solo lo 50 ore per studente disabile e sono bloccati fino al 2027. Certo, Maurizio Tanasio. È importante, sì, solo chi si occupa di inclusione può parlare di inclusione. Appunto. In quei tavoli ci deve essere una nostra rappresentanza. Assolutamente. Ripeto, noi da 8 anni
Certo. Chi meglio di noi può parlare del nostro lavoro alle istituzioni? Ma infatti noi diamo voce spesso a chi è dentro alle problematiche e non appunto chi magari le osserva da fuori. Diceva... Da 8 anni infatti noi abbiamo trattato questa questione e addirittura la mia collega, la dottoressa Quadronghi, è stata rappresentante di questa associazione ASACOM che a livello nazionale raggruppa circa 60.000 persone iscritti e che si è battuta per avere un riconoscimento legislativo. Quando fu depositato il disegno di legge era una cosa, quando uscì dalla proposta del Senato erano pannicelli caldi. Appunto, quindi... Noi abbiamo necessità però intanto che in Sicilia, senza andare lontano, si uniformi il sistema, perché noi abbiamo un sistema a Messina che è diverso da quello di Palermo, che è diverso da quello di Catania, che è diverso da quello di Agrigento, di Enna, eccetera, eccetera. Abbiamo modelli completamente differenti. Poi abbiamo una gestione in società mista Messina, una gestione in società di accreditamento Catania, una lista di collaborazioni e partita IVA Palermo. Cioè c'è un sistema che è totalmente difforme da territorio a territorio. Intanto la Regione dovrebbe unificare tutto il sistema, trattare sul livello regionale con le organizzazioni competenti, le organizzazioni maggiormente rappresentative e competenti, quale modello migliore che possa accomunare principalmente l'interesse della persona assistita, cioè dei ragazzi, assolutamente, che è quella prioritaria, primaria, certo. Poi quella dei lavoratori e infine guardare a questa attività non come mero bilancio e quindi come aspetto economico, ma come un servizio essenziale, obbligatorio, lo ricordo, obbligatorio da dare ai ragazzi e alle famiglie dei ragazzi. Giuseppina Lobruto, l'inclusione non può essere diversa da paese in paese in base al CAP di appartenenza. Abbiamo delle linee guida regionali, vanno applicate in tutti i comuni. Certo, e anche quella è una inadempienza che voi riscontrate? Sì, oltre al salario, al lavoro a cottimo, oltre a breve arriviamo a giugno. Noi assistenti alla comunicazione rimarremo senza stipendio e senza contributi per gli interessate. Magicamente l'inclusione finisce, certo. Quindi non vengono attivati dei progetti per far sì che questa funzione abbia la possibilità di poter lavorare anche nei mesi estivi e quindi là ci siamo rivolti all'ANCI per far sì che si prendano dei provvedimenti, si creano delle condizioni, dei progetti per garantire a noi un salario, quindi con un lavoro più continuativo. Certo, ma sono infatti tante le problematiche. Lei diceva anche la quantità di ore, no? Queste 50 ore che vengono garantite, che sono assolutamente insufficienti per poter anche dare una continuità al tipo di assistenza. Ma non si può parlare nemmeno di progettare un'inclusione con il ragazzino 50 ore annui, sono bloccati fino al 2027, ma anche lì i GLO spesso e volentieri noi assistenti alla comunicazione non veniamo nemmeno invitati al GLO, non siamo nemmeno invitati all'interno del GLO, quindi dove si parla del ragazzo, del piano educativo individuale e del ragazzino, noi di fatto veniamo esclusi, ma sono tante le condizioni che ci lasciano con l'amarezza in bocca. Assolutamente. Diceva che a Catania c'è una situazione diversa, però la dice lunga sulla frammentazione. È giusto dirlo perché bisogna dare a Cesare quello che è di Cesare. Assolutamente. A Catania siamo riusciti in qualche modo, perché ripeto, la collega che preveniva da questo mondo si è molto battuta su questo tema, siamo riusciti ad avere alcuni riconoscimenti. Innanzitutto le ore sono individuate dal GLO e non sono una sommatoria come quella che sento qui di 50 ore. Diamo una definizione di GLO così per chi ci ascolta. È il gruppo di lavoro, diciamo, che specialistico che si occupa della disabilità dentro la scuola è proprio dentro... ed è composto dall'istituto scolastico, dall'ASP, neuropsichiatria infantile dell'età evolutiva, dall'ASACOM e dall'insegnante di sostegno, dai genitori e quando il ragazzo, la ragazza è nelle condizioni di poter seguire anche la ragazza, perché viene fatto un progetto personalizzato, scolastico ovviamente, sul ragazzo. Noi abbiamo proposto un'altra cosa, le amministrazioni comunali sulle disabilità hanno diverse risorse,
mi posso permettere, un mare di risorse. Allora, quando si fanno altre attività extrascolastiche, abbiamo detto utilizzate le professionalità, anche perché non comprendiamo se l'ASACOM va bene per la scuola e poi non va bene per tutte le altre cose esterne. È dipendente di una cooperativa, perfetto, avete dato in carico a quella cooperativa quel tipo di attività extrascolastica curriculare, bene. La cooperativa, anziché staccare o mandare a casa per il periodo non scolastico il lavoratore o la lavoratrice, se la tiene, se la utilizza e la manda lì, anche perché poi non prendono, se prendono la NASPI prendono 4 euro, perché contratti così bassi come in questo caso nel mese di febbraio e marzo noi ci siamo battuti perché quando ci fu il ciclone i lavoratori non lavorarono per diverso tempo e lì c'è stata una catastrofe, perché si sono accumulati come tempesta perfetta le vacanze di Pasqua quasi in un mese ci sono lavoratori che hanno preso 150-200 euro. Certo, assolutamente. Giuseppina Lobrutto, è veramente una situazione incredibile, perché non è neanche un cottimo, è proprio un lavoro che non ha alcun riconoscimento da nessun punto di vista, alquanto stiamo apprendendo. Ma nello stesso tempo il legame invece che si instaura, io mi chiedevo anche questo, con l'alunno, con le persone che seguite, con i genitori, perché dietro questi alunni ovviamente ci sono anche genitori, che possono essere anche dirimenti sulla vostra presenza, a quanto so. Sì, infatti accanto a noi in questa mobilizzazione nazionale c'è anche un'associazione delle famiglie Persona che ci ha affiancati ed è molto vicina alla nostra causa. Siamo l'unico ponte tra le famiglie e la scuola, tra il ragazzino e l'organo scolastico, tra il ragazzino e i suoi compagni e le relazioni che possono avvenire all'interno della classe. Sì, instauriamo non rapporti, di più. Di più, vero? Insomma, che dovrebbero essere garantiti anche nel tempo, perché magari appunto non c'è questa continuità. Ma molti professionisti, a parte che ci siamo formati nel tempo a nostre spese, quindi molti di noi hanno delle formazioni specifiche perché noi ci siamo formate, preparate per dare il meglio alle nostre utenze, ai nostri ragazzi. Visto questa tipologia di contratti e questo trattamento economico a cui andiamo incontro, molti di questi professionisti stanno cambiando strade lavorative. Certo, assolutamente. Chi trova di meglio, anche poco meglio. Anche la continuità educativa, assistenziale da parte nostra viene a mancare, quindi va a ledere sì le famiglie, anche questi ragazzi vengono lesi. Soprattutto loro. Io mi devo fermare pochissimo per la pubblicità e poi ritorniamo subito in studio. Eccoci, oggi ci stiamo occupando degli ASACOM, che sono gli assistenti all'autonomia e alla comunicazione nelle scuole per gli studenti disabili. A questo punto abbiamo pochissimi minuti veramente che ci separano alla fine. Focalizziamo un po' sulle cose pratiche. Ci sono dei nodi comunque che restano. Ci sono delle cose che si possono fare, che si potrebbero fare con immediatezza, forse anche siamo in ritardo. La città metropolitana ha la responsabilità di gestire le scuole superiori, per intenderci. Le scuole inferiori sono di gestione comunale, però città metropolitana ha la possibilità di coordinare un'azione per i comuni. Noi abbiamo proposto più volte un accordo di programma che mettesse assieme città metropolitana e tutti i comuni della provincia e l'ASP e diciamo l'ufficio regionale scolastico e tutte anche le associazioni che si occupano a vario titolo di questo tema. Questo per due questioni. La prima, dicevo prima che le risorse sono tante e spappagliate, unificare le risorse, perché adesso anche la legge 62, quella sulla disabilità, prevede il progetto di vita individualizzato e personalizzato dei ragazzi o delle persone disabili e quindi l'ASP ha delle risorse, quindi l'INPS ha delle risorse, gli enti hanno delle risorse, accomuniamo tutto questo, creiamo un unico coordinamento territoriale
territoriale, in modo che la persona abbia un unico progetto e su quel progetto ci sia l'ASACOM come soggetti che accompagnano il percorso scolastico, oppure nel percorso post scolastico. Certo. Non ci dimentichiamo che questi ragazzi, ragazze, quando finisce la scuola vanno a casa e lì poi diventa il dramma per i familiari, per chi gli sta accanto. Quindi per noi abbiamo una visione più, come dire, andiamo oltre questo aspetto, certo, e pensiamo che fermarsi. attraverso questo accordo di programma, dove anche la Regione potrebbe prenderne parte in modo da uniformare tutto il sistema siciliano, quantomeno si possa trovare una soluzione. Certo. Ultima battuta, Giuseppina Lobrutto. Intanto le chiedo quale sarà la prossima mossa che voi avete intenzione di mettere in campo. Noi abbiamo chiesto questo tavolo di mediazione permanente, abbiamo chiesto una vigilanza sulla legalità degli appalti, promuovere clausole sociali nei bandi per attivare progetti con l'ANCI come anticipato, la tutela del diritto allo studio e un ponte con il governo centrale per inviare le relazioni di effettiva attuabilità del servizio da parte degli enti territoriali. Bene. Chiarissimo. Intanto buon lavoro e grazie per la sua testimonianza, grazie anche a Maurizio Attanasio, continuate a battervi Grazie, perché grazie a ce voi n'è che ci date la bisogno. possibilità di- No, ma noi facciamo da cassa di risonanza per quando possiamo. Grazie anche a chi ci ha ascoltato. Alla prossima. Grazie.